dottor Luca Restello a dirci una parola, e ringrazio l'amministrazione e il sindaco in primis per il suo spirito marciano e patriottico. Grazie. Benvenuti a tutti. Cari amici, non è stato facile. Forse voi ricorderete, quelli che sono di Lonigo, 3 anni fa, 4.500 firme furono raccolte per impedire anche questo evento. Perché questa piazzetta San Marco, non perché l'ha voluta Luca Restello o la municipalità, perché la piazzetta San Marco da sempre, perché qui c'era nella storia una pieve, c'era un monastero appunto dedicato a San Marco. Noi il leone ce l'abbiamo sempre avuto a Lonigo, non era qui, era leggermente spostato e non era nemmeno questo, ma abbiamo voluto e abbiamo scelto questo leone perché quando verrà scoperto e lo vedrete, qualcuno potrà dire: ah, mia beo, io lo volevo più bello. Ma qui abbiamo la storia, abbiamo il vero leone marciano, l'antico leone bizantino, con il suo muso, che non è un muso leonino che siamo abituati a vedere, ma è un muso molto particolare, che ci dice la storia, perché Lonigo è la storia, ed è una storia legata alla Serenissima. Podestà, era una podesteria Lonigo. Chi di voi è andato a sentire i bravi storici che si sono susseguiti nei giovedì scorsi avranno sentito che Lonigo insieme a Marostica erano le sole 2 podesterie di Venezia. Lonigo raccoglieva il denaro per Venezia, Lonigo era sede con i nostri grandi ricchi signori della Venezia che ci ha fatto grande. E allora nel momento in cui noi, l'unica e unica nella storia di Lonigo amministrazione della Lega, abbiamo voluto mettere un segno importante in un luogo importante, ma non perché siamo della Lega e allora che vuoi il Leone, no, perché siamo della Lega, siamo veneti, siamo curiosamente, fortosamente forti veneti e volevamo dare un segno della nostra Venezia, nella nostra Lonigo, così è come era nel tempo. E quel leone ha le caratteristiche della nostra città, di noi leoniceni. È un leone fiero, non si fa comandare, perché il leone è un re. Lonigo non si fa comandare da nessuno. Bravo! E vuole avere ovviamente la sua libertà di essere. È un leone con le ali, perché noi guardiamo e vogliamo volare alto. Lonigo guarda oltre, c'è chi adesso, e tutti di destra adesso, no? Perché lei sento i vari sindaci, e tutti di destra. Io li chiamo diversamente di sinistra, perché adesso è figo essere di destra. E invece noi che siamo della Lega e siamo fieri di essere della Lega, siamo qua per dire che Lonigo guarda oltre, guardiamo il passato, ma non con l'orecchio fermo nel passato, ma con lo sguardo fiero verso il futuro. E verso il futuro siamo noi, come quel leone che ci rappresenta e che guarda verso Venezia. E allora io ringrazio tutti coloro che si sono adoperati, in primis l'assessore Gaspari, che ci ha messo l'anima per questo leone, ci ha messo la volontà, ci ha messo tutto il cuore. E in quel cuore è lì, celato in quel bellissimo leone. E cari leoniceni, noi vogliamo bene l'Italia, perché qualcuno ci taccia di essere come sempre, se sei leghista, ovviamente sei contro l'Italia. Vero niente? Noi siamo nell'Italia, ma noi vogliamo anche quell'autonomia che quella bandiera ci ridice, e la vogliamo assolutamente. Quindi quando parlerà il nostro consigliere regionale, nonché presidente del Consiglio regionale, confidiamo che questa autonomia ci venga assolutamente riconosciuta, perché noi leoniceni l'abbiamo votata con forza questa autonomia, e sono passati oltre 900 giorni da allora, porca vacca! E allora, viva